I funzionari della regione, credo di averli incontrati 2 o 3 volte in tutta la mia vita, di uno di loro non ricordavo neppure il nome quando l'ho letto nell'ordinanza. Così l'albergatore Enzo Sinatra, 82 anni, finito gli arresti domiciliari con l'accusa di abuso d'ufficio e falso, si è difeso per oltre 2 ore davanti al GIP Francesco Provenzano, che ha firmato l'ordinanza su richiesta del PM Alessandra Russo. Sinatra ha raggiunto il tribunale senza la scorza delle forze dell'ordine, assistito dal suo difensore Antonino Gazziano, ha risposto alla sfilza di domande del giudice, dichiarando: non c'è stata nessuna collusione con i funzionari della regione, ho chiesto 16 anni fa di acquistare quel terreno e di tutta la pratica si è occupato un avvocato da me incaricato. La procura contesta a Sinatra di essersi appropriato con mezzi fraudolenti di un terreno di 2200 metri quadrati, adiacente a Villa Genoardi e quindi confinante con l'Hotel della Valle di cui è proprietario, a un prezzo stracciato di poco più di 10.000 euro e in maniera illegale perché non si poteva alienare in quanto ricadente in un'area di interesse archeologico. La sovrintendenza aveva autorizzato la vendita solo di un'area confinante di poco più di 100 metri quadrati. Grazie alla complicità di un tecnico vicino all'architetto Tito Cece, architetto salernitano di 72 anni, e di 2 funzionari ritenuti compiacenti, Daina Ciaceri, 62 anni, dirigente del servizio patrimonio del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro della Regione Siciliana, e Ninfa Cangemi, 57 anni, funzionaria dello stesso ufficio, Sinatra avrebbe stipulato un atto notarile con cui si appropriò dell'intera area destinandola a parcheggio dell'albergo.